Buongiorno, oggi tempo bruttino, sta piovigginando e sono a Orotelli, boh, provincia di Nuoro sempre, e sono venuta a vedere la chiesa di San Giovanni Battista, sempre romanica. È costruita di trachite rossa e sul campanile ci sono delle figure con dei simboli particolari. Allora, mi sono spostata a Oniferi, dove ci sono le Domus Sas Concas. Sono 20 Domus de Janas e ci sono alcune con delle iscrizioni antropomorfe. Qua ci sono tipo scalini. Ecco. Mamma mia, quanti pani! Si vede la luna. Interessante, è molto ampia e ovviamente ci saranno anche altre incisioni, ma non mi sono addentrata troppo, insomma, ho visto soltanto la parte più esterna. Buongiorno, oggi è domenica, sono a Nuoro, ho passato un paio di giorni qui, ho visitato il museo del costume, veramente interessante, e sono rimasta qui perché c'erano giornate parecchio ventose, quindi non mi andava di visitare i luoghi con il vento. Oggi sembra un pochino più calmo, ci spostiamo a Orune, dove c'è un tempietto fonte sacra, e poi proseguiamo il giro. A dopo!
Allora, sono a Orune alla fonte, perché mi ha detto c'è differenza tra i pozzi sacri e le fonti. Questa è una fonte, quindi l'acqua viene dall'esterno, mentre il pozzo viene da sotto, come il pozzo di Santa Cristina. Sto facendo il percorso botanico. Sentiero botanico, con accompagnata lavanda. Allora, la signora mi ha spiegato che è stato scoperto casualmente nel 1953 dal proprietario del terreno che stava facendosi un piccolo orto, e poi sono stati chiamati, diciamo, degli archeologi, vabbè, e tra cui anche Lillio, insomma, è stato interpellato e ha detto, insomma, che è un unicum in Sardegna. Poi un'archeologa si è occupata dello studio, ma non ha voluto, diciamo, ha ricostruito in parte il tempio, ma non lo ha ricostruito totalmente, proprio per non snaturare la fonte stessa. Allora, ci sono due percorsi ad anello, uno botanico e uno faunistico. Io sto facendo quello botanico, quindi ci sono spiegate tutte le piante, e dopo al ritorno facciamo quello faunistico. Eccolo qui, è costruito con pietre vulcaniche, sono pietre sicuramente trasportate da lontano perché non si trovano in zona. Ci sono degli archi che sono particolari e qui sotto c'è la fonte. Questi erano i sedili su cui si sedevano e si bagnavano appunto con le acque sacre, e poi c'è questa canalina che porta l'acqua di qua. Qui tutto intorno sono stati trovati oggetti votivi, tipo statuette in bronzo. Questa è l'area in cui venivano fatte le offerte, e tra le varie offerte c'erano anche spilloni per i capelli, bracciali e una coppia in bronzo, che è un elemento particolare, la coppia. Mentre le archi di cui parlavamo prima sono costruiti da un'unica pietra. La parte terminale, che era alta 7 metri, aveva una pietra in cui sono state trovate infisse delle spade votive, 20 spade votive che erano state fissate con una colata di piombo. Lui si prende il sole e adesso rientriamo. Ecco il ritorno nel sentiero faunistico. Gatto selvatico.
e mi diverto.